avvia la diretta, ti metto così. Mi puoi mettere anche uno sfondo te? Eh, lascio così. Te? Vai. Sì, lascio così. Mi metto un po' più grande, perfetto. E qua su YouTube sono sicuro che la gente arriverà. Tocca solo aspettare, mo rifai un'altra volta le storie, tutto quanto, cazzi e mazzi. Però lo si fa, lo si fa. Tanto c'è un altro Giorgio che ci saluta. Ciao Giorgio. Vai. Oggi è la giornata dei Giorgi. Ok. Ciao Maria, cioè Maria, ciao Mario, ciao Paolo, ciao a tutti ragazzi. Ho visto, ha segnato Sottil. Quanto ci avrebbe fatto bene a noi. Ciao Michel, ciao a tutti ragazzi. Oggi, come vedete, non sono da solo. Intanto ha segnato anche Zappacosta per l'Atalanta. 2-0? Sì. Bene, per Dionisio. E sono con un tifoso, ragazzi, come potete notare dal gagliardetto alla sua sinistra dell'Empoli. Visto che domani andiamo incontro a questa partita molto molto importante, abbiamo deciso, per abbiamo deciso intendo in realtà già da tempo immemore, di fare questa live per parlare un po' delle nostre squadre, di come arrivano alla partita, di quali sono le condizioni, eccetera, eccetera. Le solite cose che si dicono alla vigilia di una partita. Esatto, abbiamo un rivale in live che si chiama Leonardo, giustamente Piacere. facciamo le presentazioni di rito. Sono un maleducato, perdonami Leo. No, vai tranquillo. Esatto, Giorgio, un rivale per la salvezza. Speriamo di no. Nel senso, speriamo che l'Empoli si salvi e che noi puntiamo qualcosina di più. O che anche tutte e due puntino qualcosina di più, perché no? Ehi. Oh, avete battuto la Juve, scusa, eh? Sì, mi importa una sega, batte la Juve e poi fare i figuracci. Pure te c'ha ragione. Allora, intanto qua ti salutano un po' tutti, Leo. Ricambio, non vedo i commenti, quindi se non rispondo è per quello. Sì, ragazzi, lui non vi vede, quindi io riferirò a voi, cioè riferirò a lui tutti i commenti che voi scriverete. Quindi, diciamo, è un po' arrangiata all'ultimo secondo questa live, ma andava assolutamente fatta. Visto Sì, che, dai, un po'. scusa Leo, visto che noi qua siamo tutti del Cagliari, sappiamo tutto, eccetera, eccetera, io direi di far parlare prima te, di dirci in quale condizione arriva l'Empoli a questa partita, quali sono le tue sensazioni, facci sapere il tuo punto di vista. Beh, un Empoli sicuramente ferito da queste due sconfitte in casa, ci metto anche quella con la Lazio perché insomma non era mai partito così male in casa con tre sconfitte l'Empoli e penso sia la prima volta, quindi a parte l'esplorato di Torino purtroppo male mi gioco, col Venezia non c'è stato, con la Samp c'è stato a sprazzi nel primo tempo, poi il secondo tempo è crollato, quindi siamo un po' in difficoltà anche col gioco e secondo me anche con l'impostazione della formazione, nel senso che credo che il Mister ancora non abbia le idee chiare sulla formazione ideale, su chi mettere in campo da titolare. Infatti domani secondo me sia per il turnover ma sia anche per provare a cambiare qualcosa ci potrebbe essere qualcosa di nuovo nella formazione dell'Empoli. Di sicuro domani ci sarà Pinamonti, titolare, come ha detto in conferenza, c'è da capire con chi, non c'è da escludere un cambio di ruolo, un cambio di modulo, si potrebbe passare da difesa a 3,
con due trequartisti, dicono, è una punta sola, però queste sono soltanto, diciamo, voci. Di sicuro gioca Pinamonti, è un Pinamonti che vuole riscatto e perché se è venuto qui è perché vuole dimostrare che non è, diciamo, quello visto nell'ultima annata, che non è riuscito a fare più di 5 gol, a parte l'anno scorso che ha giocato all'Inter, vabbè. Quindi come ci arriva Empoli? Sicuramente ci arriva con voglia di riscatto, sa che questo è una partita che pesa il doppio e quindi proveremo a andare a Cagliari e fare la nostra partita e sperando sicuramente di almeno di non perdere, visto che poi abbiamo il Bologna domenica, quindi in queste due partite l'Empoli deve cercare di fare qualcosa, altrimenti a parte la classifica che si va a inguaiare ancora di più, secondo me l'allenatore rischierebbe il posto molto. Sì. Beh, diciamo che già Andreazzoli non è arrivato nel momento migliore, cioè nel senso dopo il tradimento di Dionisi prendere la panchina dell'Empoli era anche difficile secondo me. Sì, diciamo che ha preso già una situazione un po' particolare, poi una squadra che si conosceva a memoria, perché sono convinto che se rimaneva Dionisi avremmo faticato di meno quest'anno, anche se il mister sta faticando a Sassuolo, però secondo me col gruppo che già conosceva e tutto, secondo me l'Empoli avrebbe fatto un campionato un po' più tranquillo e invece col cambio allenatore e col cambio anche di tanti giocatori, perché l'Empoli ha cambiato praticamente tutta la difesa e quindi non è facile, come sai meglio di me, quando cambi tanti giocatori ci vuole tempo, no? Poi in attacco Assolutamente. uguale, in attacco a parte Mancuso, per la Mantia non si sta giocando per ora, l'attacco è nuovo. Il Mm. centrocampo è l'unico uguale, però per ora non sta funzionando. Infatti secondo me ci sarà un cambio importante al centrocampo che potrebbe riguardare la regia. Oh, notizia, intanto insieme all'ambulanza, notizia Infatti, che... aspetta che Vai, vai. sì, potrebbe esserci un cambio regia e Costula che potrebbe tornare a giocare e Ricci spostato sulla corsia esterna, però sono soltanto idee perché di sicuro sappiamo soltanto di Pinamonti, quindi però il mister ha fatto capire che ci sarà qualcosa di nuovo, sì. Ok. Sì. E Bairami immagino che partirà titolare dietro la punta. Bailani sì, dovrebbe essere confermato e potrebbe, come ti ho detto prima, anche giocare insieme a un altro trequartista anziché da solo, se si vuole far giocare una punta sola. E sicuramente Barami deve fare di più perché noi non dico che dipendiamo da lui, ma diciamo che è un giocatore importante per noi e quindi se non si accende Barami la squadra è spenta. Infatti in queste due partite Barami non è stato molto brillante e l'Empoli non ha fatto una grande gara. Quindi Anzi, due. Bairami, croce e delizia di quest'Empoli. Sì, perché secondo me è il giocatore più forte che abbiamo, però deve un po' svegliarsi, sì. Nel senso buono, che deve cominciare a fare Certo. qualcosa. Perché Intanto con la Lazio e con la Juve ha giocato bene, capito? è quello, che anche a livello di caratteristiche è un ottimo giocatore. No, è veloce, il dribbling è fortissimo, poi fa anche qualche gol ogni tanto, quindi è un giocatore completo, un giocatore che secondo me in futuro potrà diventare un grande giocatore, però deve essere continuo e per ora non è molto continuo, però non è lui il problema come ho detto prima per ora secondo me è il mister che ancora non ha capito la formazione ideale e non può continuare così per tanto, deve capirlo presto perché sennò si fa sempre gli esperimenti ma se fa sempre gli esperimenti poi non sai cosa puoi trovare, peggio o meglio, quindi non si va avanti così. Quindi il mister sa che deve un po' chiarirsi le idee, via. Beh, certo. Intanto qui mi pongono una domanda che avevo intenzione anch'io di farti. E Gianluca ci scrive: si è già parlato di quanto è forte Vicario? Tanto si è mutato. Quindi se non lo sentite ragazzi è per quello. Si è mutato un attimo. Sono sicuro che tornerà. Ah.
Ci Mi sei, sentite? Leo? Adesso sì. No, perché ho messo muto, ma però Mm, la connessione mi sa che non è il massimo oggi. Ok, ci dovremmo essere adesso. domanda? C'erano scritto: si è già parlato di quanto è forte Vicario in quel di Senti, Empoli. allora, poi Empoli siamo un po', partiamo subito a razzo, nel senso, compreso me, la prima partita la volevamo più a schiaffi a Vicario, la prima partita. La seconda volevamo fargli una statua e quell'altre due, secondo me, è stato uno dei migliori nel peggio dell'Empoli, perché comunque ha fatto i suoi interventi e ha giocato, ha fatto parate importanti come quella di domenica nel primo tempo, nel secondo tempo, scusa, prima di pigliare il secondo gol. Mhm. Quindi diciamo è un potere che ci ha salvato da un passivo ancora peggio. Però sono convinto che può fare ancora meglio se la squadra gira. Adesso la squadra, se la difesa per esempio, che ne so, migliorasse, secondo me anche lui si renderebbe più, si vedrebbe meglio in luce, secondo me. Purtroppo per ora Vicario è giocando in una difesa che non è. Ah, si è bloccato. Dovete sapere, ragazzi, che purtroppo lui ha dei problemi oggi. Quindi, se non riprende, io intanto nel dubbio mi porto qui. Non so se voi mi vedrete. No, non mi vedete. Perfetto. Ah, rimango qui fino a quando dura. Purtroppo cioè, c'ha dei problemi con Skype. Non so perché. Gli capita questo bug. Però tutto tranquillamente risolvibile. Non vi preoccupate. Tra un po' risolviamo tutto. Io nel mentre, per non far vedere dati o cose simili, mi metto così, tanto mi continuate a sentire. Continuate a sentire la mia bella voce sexy. E ma ci sta Giallo, ci sta. Poi lui deve anche competere contro la mia di connessione, che la mia connessione è assurda. Intanto mi compare che lui mi ha chiamato. Adesso lo richiamo. Ci siamo? Purtroppo ci dobbiamo convivere con questa cosa. Immaginavo, C'ho un immaginavo. bug, c'ho un bug che sarà il cellulare, non lo so, che va via all'improvviso. Vabbè, C'ho un bug. l'importante è che siamo di nuovo L'importante, qui. no, l'importante è che quando io ho il bug te mi richiami subito. Perché io se ti chiamo a te non mi rispondi, vedo. Però Sì, se ti perché a chiami. me mi compare soltanto chiamata terminata. Ah, allora vai, mi chiami subito te dopo il bug e ci sono. Non ti preoccupare. Perfetto. Dicevo di Intanto... Vicario che sta facendo bene per il contesto che è, nel senso un contesto ancora non organizzato che è la difesa dell'Empoli, perché ancora non abbiamo una difesa ideale, non sappiamo ancora chi può giocare titolare e quindi diciamo per ora sta facendo bene, a parte con la Lazio, ma ci può stare l'emozione e tutto. Quindi speriamo bene, dai. Intanto stai continuando a ricevere parecchi saluti e Saluti, io cambio. ti volevo chiedere, secondo te domani, proprio così, rimanendo sul vago, che Sì. partita ti aspetti? Ti aspetti un Empoli molto arrembante oppure un Empoli che starà un po' sulle sue per poi andare in contropiede? Secondo me ci sarà una partenza del Cagliari forte, Ok. perché secondo me il Cagliari giocando in casa e tutto vorrà partire subito bene, cerca subito di portarsi in vantaggio e l'Empoli deve saper soffrire lì, perché se piglia subito gol è finita. Te lo dico raramente, cioè lo dico chiaramente, se l'Empoli domani piglia subito gol, il Cagliari attacca un minimo e piglia gol, poi arriva il secondo, perché questa squadra non sa reagire per ora, dico, sto parlando per Mm. ora,
Quindi secondo me la fortuna dell'Empoli è quella di cercare di rompere gol e poi quando il Cagliari si stanca un po' o si ferma un po', cercare di provarlo a fare, capito? Io mi Beh, aspetto questo da Cagliari perché da come l'ho vista giocare con la Lazio è una squadra che quando attacca fa veramente paura e c'ha un attacco fortissimo. Per le squadre che lottano per la salvezza è uno degli attacchi più pericolosi perché un Giovo Pedro, un Keita e anche un Pavoletti che ogni tanto può far comodo, secondo me non ce l'hanno in tanti delle squadre che lottano per salvarsi, via, diciamo. c'è anche da dire che il Cagliari trova una sorta di nuova aurea grazie a Mazzarri, perché secondo me con Sì. Semplici la partita sarebbe stata molto più a rischio. Magari con Mazzarri noi abbiamo più possibilità di riuscire a uscire, di riuscire ad uscire vincitori da domani. Mo tutti si La prima gratteranno. vittoria. Non avete ancora Esatto. vinto voi? Noi non No, abbiamo ancora vinto. Esatto. vabbè, domani ci avete una grande occasione, però anche noi, se perdiamo anche domani, si comincia a fare difficile poi, capito? Quindi sarà uno spareggio, anche se siamo alla quinta giornata, sarà uno spareggio. Spero che sia comunque una bella partita lottata e non a senso Assolutamente. unico. Tipo le ultime partite sono state un po' a senso unico, quelle dell'Empoli, e questo non va bene. No, non va assolutamente bene. Intanto, Soprattutto, sì, soprattutto perché hai giocato con tutto rispetto Sampdoria e Venezia in casa dove dovevi fare la partita te e non è stato così. Invece l'hai fatta dove non dovevi farla a Torino, capito? Tutto al contrario è successo. diciamo che voi Sì. avete puntato su fare il colpo grosso Eh, piuttosto che un po' dappertutto. non si fa così. Eh, di- Dicevi? diciamo che così fai un bel campionato con molti alti, però rischi seriamente di retrocedere. Se- E certo, te guarda il Benevento l'anno scorso, esatto. ha vinto solo lì e poi ha perso tutto il ritorno. Esattamente. Intanto salutiamo anche Max che si è unito. Ciao Max. Sì. Allora, io ragazzi ho finito tutto ciò che avevo da chiedere a Leo, quindi se voi avete delle domande fatele subito. Tra l'altro ho letto prima, e non so se è vero, perché non mi sono informato a riguardo, però a quanto pare a noi potrebbe tornare Strottman domani, Ah, che era reduce da un piccolo infortunio. ma in panchina però. Non credo, sì, non credo che parta titolare, credo che parta dalla panchina. Mm. Intanto Comunque, Gianluca dice l'Empoli può salvarsi, ci sono già le tre papabili retrocesse, Venezia, Salernitana e Juve. ma la Juve c'è uno scontro diretto importante domani, eh. Contro chi gioca la Juve? Scontro diretto con lo Spezia. Ah, ok, bene. No, vabbè, ma lo Spezia è nettamente superiore. Ah, scusa. Eh. No, però scherzi a parte, la Juve è grande delusione, veramente grande delusione. Sì, ma io non mi fido mai della Juve. Sì, Eh, specialmente con Allegri. ora ti dico la verità, non c'è più la squadra che c'aveva Allegri quando è andato via, però secondo me è una squadra che può tranquillamente fare un filotto di partite utili, quindi può ritrovarsi subito di là, capito? Ora lo scudetto è 10 punti, sono tanti, però sono tanti, ma per la Juve se si sveglia può anche essere ancora in tempo, anche perché il Napoli non mi fido che possa rimanere lassù in cima. Beh, Napoli sta facendo delle buone prestazioni, eh. Sì, però non mi sembra una squadra, anche per storia e tutto, che possa avere la forza di rimanerci fino alla fine. Poi glielo auguro, perché c'è anche Spalletti che insomma, Anche lui legato ad Empoli, se non erro. sì, lui è partito da Empoli come giocatore, anche allenatore. Si è frizzato. Niente, di nuovo il bug, ragazzi. Di nuovo il bug. Tanto mi metto il muto qui su Skype perché vi voglio dire una cosa. Così lui eventualmente non mi sente. Ragazzi, rimanete qua perché dopo in live ci sarà anche Andrea Mereu. Quindi rimanete. Lui non lo sa, Leo non lo sa, è una sorpresa.
Leo non lo sa, è una sorpresa. Però rimanete perché dopo ci sarà il ritorno di Andrea. A voi ve lo dico. A lui no, a lui facciamo una sorpresa. Tanto non so perché ogni volta si vede così. T'ho richiamato subito, eh. Sì, due palle però. Lo No, so, è noioso. È no. noiosissimo così, No, ma però. se la facevamo su StreamYard era ancora peggio. Te lo dico io. Appunto, me lo ricordo. Purtroppo io faccio col telefono, e quindi questo è il problema. Anche quando faccio, ma col computer mi andrebbe ancora più lento perché ho un computer vecchio, quindi faccio. Te fai col Perfetto. computer, vero? Sì, No, no. io col computer. Infatti io non potrei mai fare lo YouTuber per questo motivo. Anche perché non ci starei Tanto tanto tempo dietro. via. Mm. Vabbè. Però ogni tanto mi garba fare le ospitate così. No, è bello anche perché poi ti metti lì, chiacchieri, senti, ti confronti. No, Specialmente nel infatti. nostro caso che è la prima volta, noi ragazzi ve lo diciamo, è la prima volta che ci vediamo, che chiacchieriamo così. Sì, non l'ho mai visto. Allora, intanto faccio una cosa al volo, mentre, sai, con l'Eumas, da quello che so io, ha smesso di fare video. Non so se tornerà mai, però per il momento ha intrapreso una carriera da rapper. Ma chi? È un nostro amico che ha cominciato con me e Andrea a fare video sul Cagliari, più o meno era lo stesso periodo, solo che lui poi ha smesso e adesso ha cominciato a fare video rap, è diventato un rapper. Ah, ma eravate in quattro del Cagliari, mi sembra. Sì, Chi, eravamo chi era quell'altro? io, Andrea, Leumas, che è Samuel, e probabilmente Nico. Sì, Nico, sì. Eravamo noi quattro, poi piano piano la crew del Cagliari si è espansa. Sei rimasto solo te, via, adesso. Attivi siamo rimasti io e un altro ragazzo che è l'Eccelso, di Armat l'Eccelso. E tu potresti essere il capostipite dell'Empoli su YouTube. No, c'è già uno. C'è già uno? Sì, si chiama solo Empoli. Ah, non lo sapevo. Ha tipo 1500 iscritti, quasi 2000 più o meno. Sì. Ma buttati anche tu, ma provaci. No, senti, non ci sto. Io con la tecnologia sono. A me non mi ci viene. Vabbè, non ti obbligo, giuro. Però No, ma secondo me un sarebbe tanto. tentativo. Ma anche, oh, ti dico solo una cosa. Se io facessi video delle live reaction avrei milioni di iscritti perché faccio delle cose incredibili. Però non c'ho voglia di riprendermi, di tagliare le parti, cioè sarebbe un casino, via. Però sarebbe ganzo perché live reaction quando va bene faccio dei. Anche quando va male mi incazzo di brutto, quindi ti divertiresti a vedere le mie live reaction. Anche dallo Immagino, studio, mamma mia. immagino. Sono sicuro Comunque che ci ho mi fatto. divertirei. Ora si è bloccato per te. Sto bloccato? Non ti vedo più. Come non Ora mi sì. vedi più? Ora ti vedo, ti vedo, ti vedo. Mi vedi? Sì. Perfetto. T'ho portato un Dicevo, amico, Leo. chi è? Dai, Ciao Buonasera, Andre. allora hai fatto la sorpresa, Dio. Ho fatto la sorpresa. Come buonasera a stai? tutti. Bene, Non ti, te non ti Leo? vedo, non ti vedo Non mi, però. non mi vedi? No, Io sono qua. Non lo so. Mi vedi? io vedo solo Miro che ride. Ok. È Boh. probabile che gli si sia frizzato, ragazzi. È il bello della diretta questo. Vabbè, tanto ci rivedo dopo su YouTube, dai, non ti preoccupare. Io ti vedo frizzato, Leo.
Sì, anche io in effetti. Ora? Sempre frizzato, però va bene, l'importante è che ti si sente. Sì, Vabbè, dai. infatti. Ah, ok, adesso ti sei sbloccato, perfetto. Ah, perfetto. Intanto, Vabbè, Andre, il giubilo di gente che inneggia al tuo arrivo, l'incapostibile della YouTube caglieritana. Grazie, grazie a tutti. Non leggo i commenti, non vedo nulla, però ringrazio per i saluti da parte delle persone che sono in chat. ti sto vedendo. Mi stai vedendo? Ok, bene, è un buon segno. Perfetto, ragazzi, Andrea andava portato anche perché Leonardo ci teneva veramente tanto, gli ho voluto fare sta sorpresa. Fatto Allora, piacere. Andre, come stai? Sì, bene, bene, un po' pieno con il lavoro e tutto il resto delle cose, ma bene, direi che sta andando bene. Tutto a posto? Tutto bene, tutto a posto. Tra Voi? l'altro, aspetta, questa cosa va detta. Non so se tutti lo sanno, però ormai Andrea è convolato a nozze, Sì, ragazzi. eh già, è vero, sì, con le Auguroni, mani. Con le monete. auguroni, Andre. Grazie, grazie mille. Sì, sì, dal 26 di giugno per l'esattezza. Proprio il giorno preciso. Esatto, esatto. E Com'è la vita da sposato? Ma vi dirò, alla fine tutto nella norma, cioè nel senso, chiaramente per quanto riguarda il post matrimonio, il viaggio di nozze effettivamente è stato qualcosa di diverso rispetto alle altre vacanze, e agli altri viaggi, no? Tante volte mi sono sentito dire proprio questa frase: guarda che quelle vacanze non sono come le vacanze solite. Ed effettivamente è vero, cioè hanno un sapore differente. Poi nel tornare alla vita di tutti i giorni, vi dico la verità, alla fine comunque, visto che io e Eli già convivevamo da diversi anni, comunque è un mantenimento di quell'equilibrio, di quelle abitudini che bene o male si sono consolidate nel tempo. Quindi direi che va tutto nella norma, insomma, ecco, l'importante è quello. assolutamente. L'importante è che non te ne sei pentito. No, 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 quello no. E anzi, quel giorno penso di aver avuto diverse conferme, cioè proprio la mia reazione a determinati eventi, anche in modo inaspettato, cioè non me l'aspettavo, insomma, specialmente quando sono entrato in chiesa e nell'aspettare Elisa, quando poi l'ho vista entrare, insomma, ci sono state tutta una serie di emozioni che penso abbiano confermato poi alla fine quella scelta e quindi no, quello assolutamente. Perfetto. Allora, visto che Leo ti voleva così tanto, io vi lascio chiacchierare voi due a questo punto perché... Vabbè, che se te ne vai via, che No, cosa fai? vabbè, io rimango qui, io rimango qui. Separati. Vai. Falardi. Ok. Allora, Leo, cosa vuoi sapere? Io ho già parlato, non so se mi sei mai seguito. No, in realtà sono entrato, non avevo seguito ancora nulla, nel senso non so da quanto siete in live, appena ho finito di mangiare ho detto a Miro che c'ero, insomma. Quindi, Insomma, io ho già parlato un po' delle condizioni nostre che non stiamo attraversando quel periodo e sicuramente domani ci sarà qualche cambio di formazione, qualche cambio modulo e di sicuro è che Pinamonti domani sarà titolare, quindi per la prima volta, quindi questo è il cambio più importante, diciamo. Poi, che dire, sull'atteggiamento, come ho detto a Miro, credo che secondo me mi aspetto un Cagliari che parta subito forte, sì, per cercare di portarsi vantaggio e noi dovremmo essere bravi a soffrire e a non pigliare gol perché credo che se si piglia gol poi non si riesca più a reagire per come siamo messi ora, capito? E siamo un po' in difficoltà con le idee di formazione, diciamo che il mister ancora non ha le idee chiare di formazione, via, diciamola così, siamo un po' confusi. Invece voi? ma allora, io per quanto riguarda il Cagliari, guarda, domenica sono riuscito a seguirla perché non lavoravo, quindi chiaramente quando ho la possibilità, insomma, il Cagliari me lo guardo sempre e sono stato contento, tra le altre cose, di averlo visto perché era da diverso tempo che non vedevo a livello di atteggiamento e di mentalità un Cagliari finalmente
come lo vogliamo vedere, perché poi non è che abbiamo giocato bene, però siamo stati compatti, corti, solidi, e soprattutto con la giusta cattiveria agonistica, che è quello sostanzialmente su cui ha battuto il ferro fin da subito Walter Mazzarri, perché giustamente in 3 giorni non poteva fare altro che se non entrare nella testa dei giocatori più che a livello tecnico-tattico, e questa è una cosa che mi ha fatto estremamente piacere. Abbiamo tenuto botta contro una squadra che comunque è sicuramente superiore a noi, a prescindere dal fatto che veniva da 2 sconfitte consecutive con Milan e Galatasaray, e quindi sono contento. È chiaro che la partita di domani è una partita completamente diversa, perché comunque contro la Lazio credo, al di là del fatto che Mazzarri abbia detto ok, ce la giochiamo, non abbiamo paura, però lì ci poteva anche stare perdere, perché comunque sei in trasferta, giochi contro la Lazio, vieni da diversi risultati negativi, quindi perdere ci poteva stare. Domani, secondo me, ha detto bene Mazzarri, oggi è una partita estremamente difficile, perché il Cagliari deve vincerla, perché è ovvio, siamo alla 5ª giornata, non abbiamo ancora vinto, siamo in casa contro una diretta concorrente, quindi è evidente che domani dobbiamo vincere, e quindi dovremo essere bravi da un punto di vista proprio mentale, a non sbagliare l'atteggiamento, e non a sbagliare l'atteggiamento soprattutto in determinati momenti, perché anche qualora dovessimo riuscire ad andare in vantaggio, perché ci può anche stare, no? Pronti via, atteggiamento forte per cercare il vantaggio, sarà fondamentale poi non avere il braccino corto, come l'ha definito giustamente Mazzarri, perché una squadra che non vince, Pirona non ha vinto, può avere la paura di vincere. Ora, contro la Lazio ci poteva anche stare non vincerla, perché giochi in trasferta, e forcing finale da Lazio gli ultimi 20-25 minuti, dove ci hanno praticamente tenuto tutti dietro, e quindi ci può anche stare. Domani oggettivamente in qualche modo va portata in porto, e lì quindi dovrà essere bravo Mazzarri anche proprio sul campo, con scelte giuste a livello di sostituzioni, quindi togliere e mettere i giocatori, e a livello chiaramente di indicazioni di carattere. Per il momento ti dico, effettivamente Mazzarri si è presentato bene, e concludo dicendo che io non sono solito ascoltare le conferenze stampa degli allenatori, specie di quelli del Cagliari negli ultimi tempi, perché secondo me sono state frasi ritrite, ma devo dire che Mazzarri oggi mi ha piacevolmente colpito, specialmente in quel passaggio che è stato poi riportato anche dai canali social del Cagliari, quei 30 secondi in cui dice: qui i giocatori devono pensare al bene del Cagliari, e soprattutto, cosa importante per quanto mi riguarda, ogni partita il Cagliari deve avere un gol in più dell'avversario, mentalità. Quindi diciamo che sul piano delle parole e anche qualcosina sul piano dei fatti, visti domenica, direi che è partito col piede giusto. Adesso chiaramente parola al campo, perché le chiacchiere stanno a zero. Quanto fa strano sentire, ragazzi, quanto fa strano sentire parlare Andrea di Mazzarri. Se io mi immagino Andrea penso a Rastelli, a Maran, ma non a Mazzarri. Fa stranissimo. È vero, no, tra le altre cose, io sfido chiunque, qualunque tifoso del Cagliari, insomma, penso che fino a martedì scorso, il giorno dell'ufficialità di Mazzarri fosse l'allenatore più antipatico per quanto riguarda soprattutto il Cagliari, specie il Cagliari, perché comunque nei suoi trascorsi, specie a Napoli, è stato protagonista di diversi atteggiamenti, poi che lui in realtà, bene o male, ha avuto in tutte le sue esperienze, ma atteggiamenti che specialmente quando c'era Cagliari-Napoli non lo potevamo tollerare. Insomma, io mi ricordo appunto quando vedevo le partite, cioè proprio lo odiavo, no? Quando faceva così con l'orologio, recupero, poi si lamentava continuamente, sbracciava, sbuffava. Sì. Vederlo chiaramente domenica mi ha fatto un certo effetto, però vedete, no, come cambiano le cose quando poi diventa il tuo allenatore. Certi atteggiamenti che li odiavi fino a una settimana fa incominci quasi ad amarli, no? Quella svirgolata poco prima del pareggio, che oggettivamente va detto è un gesto antisportivo, perché comunque lì lui voleva allontanare il pallone, infatti poi il karma un po' ci ha punito, perché subito dopo ci hanno fatto il gol. Però lasciamo perdere il karma, a me mi ha fatto morire da ridere, perché cioè nel senso, cioè, detto questo qui, ora lanciare il pallone per così, l'ha svirgolato, cioè poi si è scusato, insomma. Quindi cambia tutto, no? Nell'occhio del tifoso. Ripeto, direi che l'inizio è stato promettente. Fa strano parlare di Walter Mazzarri del Cagliari, ma ovviamente, come si dice sempre in questi casi, vale per i giocatori e vale anche per gli allenatori. Nel momento in cui diventi dei nostri, io ti supporto fino a che sarai in questo caso allenatore del Cagliari, e spererò che appunto tu possa raggiungere i migliori risultati possibili. Cioè, l'ho sempre pensato anche con semplice, cioè nel senso, nessun tifoso credo volesse
diciamo, la sconfitta contro il Genoa per arrivare ad un esonero di semplici. Nessuno, penso, sul 2-0 si augurasse che il Cagliari poi facesse Arachiri, come si dice in questi casi, e perdesse 3-2 in casa. Però è evidente che poi, insomma, nel momento in cui si concretizza l'esonero di semplici, ti dispiace umanamente, ma si va avanti e si spera che il sostituto possa essere all'altezza. Mazzarri come curriculum penso non si possa discutere in nessun modo, perché il curriculum parla da solo. Però insomma vediamo un po' come si cala nella realtà di Cagliari. Mi sembra che i presupposti, come dicevo prima, siano estremamente positivi. E una domanda per Miro, ma Sì. di solito quando non c'ho le cuffie nelle live c'è un po' di eco, in questo caso puoi sentire agli spettatori se sentono l'eco quando Me parli l'avrebbero già detto e credo che non tu? si senta. Perfetto, no, perché a volte ho fatto questo problema senza cuffie. No, no, è perfetto. Intanto ti chiedono, ti fanno una domanda, Leo. Te la fa Sì, Pietro, che è un nostro amico, presente anche sul gruppo di WhatsApp della Castello Screw. Ciao Pietro. Che ti chiede, sta cambiando qualcosa dal primo Andreazzoli all'Empoli rispetto a tanti anni fa? E come lo vedi come mister a lungo termine per questo Empoli? lungo termine fino a domenica, dici te. A lungo Perché termine penso per tutta la stagione, intenda. Cavolo. io se non fa punti domani col Bologna, penso che fino a domenica non ci resisti, perché abbiamo due partite che non si può sbagliare anche noi. Quindi lo so, ho capito che Empoli non è come una volta Cellino che esonerava allenatori, ricordi subito, però neanche cioè, ci limitiamo dagli esoneri, quindi secondo me deve cercare subito di trovare prima di tutto di trovare una formazione ideale, perché non può fare sempre esperimenti, e poi di cercare anche di fare risultati, perché non ci basta a noi vincere a Torino e poi perdere con Venezia in casa, che poi, diciamo la verità, è più importante con Venezia, perché poi è uno scontro diretto a fine anno, poi se va a fare i punti, io sono retrocesso a fare i punti col Genoa e quindi so perfettamente che lo scontro diretto è fondamentale. Quindi io credo che il mister deve trovare un po' le idee giuste. Poi per quanto riguarda la domanda che è cambiato, sicuramente sì, ma come tutte le cose, cioè, quando ritornano dopo anni non sono più come prima, cioè, credo. Cioè, io con le minestre riscaldate di solito non è una cosa molto... Poi a volte fanno bene, come Maccarone e Tavano quando sono tornati hanno fatto benissimo. Però in questo caso credo che il mister non abbia più la lucidità e soprattutto l'atteggiamento di gioco come prima. Prima giocava molto meglio, poi capace domani mi smentisce e fa un bellissimo gioco. Però in questo campionato per ora mi è piaciuto soltanto contro la Lazio e a tratti anche con la Juve, però sono sincero, dico che non è stata una Juve che ha spinto più di tanto contro di noi. Quindi credo che, cioè, non tolgo i meriti dell'Empoli quando con la vittoria con la Juve, però neanche dico che è stata una delle peggiori Juve da affrontare, via. Quindi, e infatti poi si è visto le partite dopo che la Juve per ora non è ancora la Juve, quindi credo che dobbiamo anche migliorare sull'aspetto del gioco e sicuramente anche sull'aspetto difensivo, perché non puoi fare caputo stop, fare la finta e farlo tirare così, lo fai entrare in area, uno come lui segna, e noi l'abbiamo fatto entrare molte volte in area, e quello è un problema difensivo e credo anche del centrocampo che non è impostato bene, quindi come lo vedo, spero che mi smentisca in queste due partite, anche perché queste due partite per me sono decisive per lui. Perfetto. Intanto ti chiedono anche se Parisi è ancora rotto. Ricordo che Parisi di recente purtroppo ha avuto un grave lutto. Parisi a disposizione, domani potrebbe debuttare. Ecco, perfetto. Già abbiamo capito Però chi segnerà dell'Empoli. E si è frizzato Leo. Si è frizzato con la mano davanti che indica un 5. Sarà un segno premonitore? Sì, tra le altre cose, guarda, mi ricorda l'esultanza di Terrore, non so se ti ricordi quando faceva Perfetto. con le mani, quindi esatto, sembra un brutto segno.
visto che Perfetto. Terò quando ci affrontava ci faceva matematicamente gol, poi in quei 6 mesi, insomma, ha visto di fare soltanto il regista. Esatto. Scusate, scusate l'introduzione, ma c'ho questo bug. Vai tranquillo, Leo, sei tornato. Stavo dicendo che Parisi domani potrebbe debuttare, però credo più a partita in corso. Ok. Io una scommessina su probabile marcatore Parisi la farei. Nel Ma neanche... dubbio. Allora, è una grande scommessa, cioè nel senso, un giocatore che torna dall'infortunio, ha subito un grave lutto, quindi mentalmente sarà ancora un po' così, ma non lo so se domani possa fare la differenza. Poi spero, però secondo me la differenza domani la deve fare l'attaccante, perché Pinamonti e Cotone si devono svegliare, perché così non va bene. Cioè, Andrea, te che cosa ne pensi di questo Empoli? L'hai visto giocare? Ma Pensi che allora, abbia fatto le senti, giuste di mercato? no, allora diciamo così, io l'Empoli chiaramente non l'ho seguito troppo perché comunque la prima partita, se non mi sbaglio, era in contemporanea o comunque non lo so, insomma, in ogni caso ho visto il primo tempo e alcuni tratti del secondo tempo contro la Juventus. E ti dico la verità, in quella partita sicuramente ritenendo la Juventus di questo inizio di stagione non la Juventus che tutti noi ci aspettavamo, perché indubbiamente insomma ha un punto meno dell'Empoli, è agli stessi punti del Cagliari ed è zona di retrocessione, anche se la classifica dopo 4 giornate credo lasci il tempo che trovi, però indubbiamente io ho visto la partita e l'Empoli secondo me ha fatto una signora partita, perché a parte i primi 15-20 minuti che sono riuscito a vedere, dove la Juventus è partita forte, dove Vicario, che conosciamo, insomma, è stato protagonista di 2 o 3 interventi anche miracolosi. Mi ricordo uno su Chiesa quando ha fatto un cost to cost pazzesco, tiro dalla distanza e con le dita a deviare il pallone. Dopo poi l'Empoli è uscito, ha fatto quella bella azione sul gol che poi ha deciso il match, e dopo si è difeso in maniera comunque compatta e anzi non ha disdegnato ad attaccare, perché la classica squadra che va all'Allianz Stadium e trova il gol del vantaggio di solito mette il pullman dietro. Invece io ho visto comunque, per quando ho visto la partita chiaramente, ho visto una squadra che quando poteva attaccava e creava dei attacchi alla Juve. Chiaro che quella è una partita che non può far testo fino in fondo, perché appunto la Juventus sicuramente non vive un bel momento, e specie perché comunque magari i giocatori anche in tranza agonistica magari hanno dato qualcosa di più rispetto al normale. Quindi le partite che sono sicuramente da analizzare sono chiaramente quella contro il Venezia e quella contro la Samp. Ora ripeto, io le 2 partite non le ho viste, sono sincero, però è ovvio che se te mi perdi 2 sfide in casa, specie quella contro il Venezia, quella contro la Samp, dico io, ci sta anche di perderla, ma magari non con quel passivo, perché 3-0 comunque è un passivo eccessivo. Bisogna capire il motivo per cui hai perso, soprattutto lo scontro diretto contro il Venezia. Quindi io a livello di mercato e quant'altro non l'ho seguita. Mi sembra che la squadra abbia dei buoni talenti, abbia individuato alcuni giocatori di categoria che possono chiaramente fare al caso dell'Empoli per salvarsi. Dirti in questo momento se la squadra, se la rosa e anche se l'allenatore sia comunque giusto per il raggiungimento dell'obiettivo, mi trovo un po' in difficoltà. Andreazzoli mi sembra uno che sappia proporre calcio, ha questo obiettivo, questo intento, però mi sembra poco risultatista, se mi concedete il termine. Cosa significa questo? Significa che magari lui appunto è più un esteta del calcio, non finalizzata al raggiungimento del risultato, e di conseguenza per una squadra neopromossa che deve avere l'obiettivo, perché il primo anno che ritorni in Serie A devi chiaramente avere l'obiettivo del mantenimento della categoria, forse, dico forse, non è l'allenatore giusto. Magari mi sbaglio, però l'ho sempre visto come uno che può magari andare in una piazza dove c'è già un sistema collaudato e possa magari esprimersi al meglio. Faccio un esempio, ora sembra fatto apposta, ma il vostro allenatore che è andato al Sassuolo, il vostro ex allenatore che è andato al Sassuolo, Dionisi, ecco, io al Sassuolo, tipo uno come Andreazzoli, ce lo vedrei anche bene, perché il Sassuolo è una piazza ormai comunque consolidata in Serie A, che li garba già sostanzialmente a pallone. Andreazzoli potrebbe essere adatto per quel tipo di società. Una squadra come l'Empoli secondo me doveva puntare a un profilo un pochettino più esperto,
anche magari che non li facesse giocare estremamente bene, ma comunque finalizzata a raggiungere ai risultati, assolutamente, perché il primo anno che torni dalla Serie B deve avere quel tipo di obiettivo. Cioè, sono poche le squadre che una volta rientrate dalla Serie B, giocando bene a calcio, riescono poi a mantenere la categoria. Cioè, lo stesso Benevento l'anno scorso, che secondo me insomma è entrato un pompa magna con Inzaghi, bel calcio e tutto, poi avete visto insomma cosa ha fatto, cioè nel senso, e giocava bene, comunque cioè nel senso, io le poche volte l'ho visto giocare ha perso delle partite come il primo anno, il primo famoso anno, che anche lì ha perso delle partite assurde, ma anche cioè, contro di voi. Certo, no, ma il primo anno che il Benevento sono lì in Serie A, cioè noi abbiamo fatto 6 punti con il Benevento, meritati, non lo so, forse 0 su 6, nel senso, forse all'andata forse meritava. Sì, forse all'andata meritavamo un punto magari, un punto sì, ma al ritorno ci hanno asfartati, cioè nel senso noi siamo riusciti a ribaltarla negli ultimi minuti con gol di Pavoletti e rigore di Barella, me lo ricordo come se fosse ora, ma nel senso sul campo il Benevento meritava di vincere 4-0, cioè sono sincero, quindi però il problema qual è? Che giocare bene per una squadra nepromossa, secondo me sì, ok, può essere un valore, ma non è il valore aggiunto che ti fa salvare, cioè deve essere un qualcosa in più. Prima ci devono essere tutti altri elementi, esatto, componenti che ti possano portare ad una solidità e quant'altro, che alla fine arrivi alla fine dell'anno e hai raggiunto i fatidici 40 punti. Dopo il secondo anno puoi iniziare magari anche a pensare a giocare bene, a proporre calcio. Questa è la mia idea. Comunque io quando voglio di fare due risate mi guardo la vostra esultanza contro il Benevento. È storia ormai. Storia. Con la musica tutto. Ma chi l'ha fatto? Miro l'ha fatto, è stato bravissimo. È stata una mia idea. 10 minuti dopo aver pubblicato il post partita, tutti e due ho detto cazzo, ma questa canzone ci starebbe troppo bene. In 5 minuti l'ho fatto. Fantastico. È un capolavoro. Ma è assurdo perché anche a livello di tempistica ci è entrata perfettamente quella canzone. Calzava a pennello. Bestiale. Ti ho fatto 1560 complimenti e te li continuo a fare pensandoci. Ora non so da quanto tempo non lo vedo, ma guarda, non è passato tanto tempo, mi sembra di averlo visto 3-4 mesi fa, l'ho fatto vedere a dei colleghi al lavoro che ma voi siete matti, ma che cazzo facevate? Se non segui il calcio e poi soprattutto se non sei tifoso del Cagliari non puoi capire, cioè nel senso esatto. No, ma io dico tifoso a prescindere, cioè quelli che dicono che è solo un gioco sbagliano. Cioè io posso capirli chiaramente, ma ovviamente se loro non sono dentro alle nostre sensazioni, alle nostre emozioni, possono capire. Esatto, cioè è inutile che li stai a spiegare, cioè sono cose che non si spiegano. Cioè anch'io domenica, ti ho detto, vedendomi la partita, gli ultimi 15 minuti, 10 minuti dopo che la Lazio aveva pareggiato, cioè ero nervosissimo, mi facevo su e giù alla stanza, imprecavo, poi c'era il babbo che aveva invitato degli amici e io ugualmente, anche se c'erano loro, facevo dei versi assurdi, cioè non so cosa. Ma ragazzi, come si fa? Cioè io, per me, vive la partita tranquillo, buono, zitto da una parte, mi posso guardare una partita da tifoso neutrale, sì, quello sì, ma quando c'è il Cagliari non ce la faccio, cioè, nel senso, io non riesco a risultare quando segna la squadra, impossibile, ma non sia un gol non importante, ma uguale, cioè. ma scherzi, non saremmo tifosi. Ma io faccio anche l'allenatore, cioè io quando seguo le partite faccio l'allenatore, vai, sali, sì. passa, cambia il gioco, cioè, cambia quello. Ma è assurdo, ragazzi. Comunque volevo aggiornare che l'Inter ha ribaltato la partita a Firenze. Sì, sta a vince 2-1. Chi ha fatto gol? Darmian e Dzeko. L'Atalanta invece cosa fa? Vince 2-1. 2-1. No. Il Genova 2-2 ha fatto oggi. Genova 2, sì, avevo visto. Intanto Leo ti chiedono, Andre, ti salutano tutti ti salutano, proprio tutti. Io li risaluto a mia volta. Ciao ragazzi. E Leo, per te c'è una domanda che poi girerò anche ad Andrea perché sono curioso di sentire la sua, in cui ti chiedono quali squadre
ritieni meno attrezzate per mantenere la categoria e se in questo campionato ci può essere una squadra sorpresa. Una sorpresa negativa? Sorpresa credo in questo caso positiva. Allora, secondo me, vabbè, ma penso che anche Andrea e te siete d'accordo che le neopromosse, come sempre, hanno qualcosa in meno. Anche se a meno una, secondo me si salva una neopromossa, perché le statistiche sono queste, spero che sia anche quest'anno. Sicuramente Salernitana sta dimostrando di avere, oltre a una rosa così, a parte l'attacco, che l'attacco sarebbe un signor attacco, sta dimostrando anche un atteggiamento non bello nelle partite. Cioè, non mi gabbia il gioco di Castori, non so se a voi vi entusiasma. Beh, contro l'Atalanta dico Solo che solo quella, sì, le altre non l'ho viste, ti dico la verità. Ho visto delle ispezioni contro l'Atalanta. Ha fatto Catenaccio, il Catenaccio non è che... Con la Roma si è messo tutto indietro, ha preso 4 gol. Quindi... il Venezia invece no, Venezia secondo me gioca bene e c'è un bel allenatore, però è chiaro che a livello di nomi su tanti giocatori che la Serie A non l'hanno mai vista, ma quello è purtroppo, ma anche noi, se guardate il centrocampo nostro sono tutti quasi debuttanti, quindi purtroppo l'inesperienza alla fine paga, quindi credo che c'è tante squadre, c'è tanti giocatori che serve tempo per maturarli. Possibile sorpresa, sicuramente io vedo bene il Bologna e poi vabbè, la Fiorentina, secondo me la Fiorentina quest'anno non lotta per salvarsi ovviamente, e per lo scudetto, già che ci siamo, dico anche quello, credo che la Juve ancora non è morta, credo, ma secondo me sarà una lotta fra le milanesi. Non credo che Roma e Napoli riescano a stare lassù, anche se lo spero comunque, perché mi garberebbe che una squadra nuova vince il campionato. Te, il Andre? Cagliari, secondo me, il Cagliari si salverà tranquillamente, ma toccatevi pure. Sì, io me lo Sì, faccio. io pure. Non ho problemi, cioè, lo faccio perché comunque di norma Però, lo faccio. io credo che il Verona lotterà fino alla fine per salvarsi. Non credo che il Verona quest'anno si salverà tranquillo, anche se ha fatto una grande partita domenica. Non so voi. Allora, io credo, vabbè, il ragionamento sulle neopromosse ci sta, indubbiamente come rosa, e poi il fatto che appunto si passa dalla Serie B alla Serie A, quindi è normale che le tre che salgono debbono essere necessariamente messe come cioè devono essere considerate come candidate chiaramente per una retrocessione. Poi, come ha detto Leo, magari la statistica dice che almeno una di solito se ne salva e quindi vedremo. Delle squadre chiaramente invece di categoria, diciamo che non ho ancora bene inquadrato questo Genoa, perché comunque è vero che contro Torino hanno vinto, però hanno vinto perché ci siamo sostanzialmente suicidati. È un Genoa che ancora devo capire, quindi il Genoa secondo me continuerà anche quest'anno, poi magari mi sbaglio, a lottare comunque fino alle ultime giornate. Insomma, poi dipenderà molto dalla guida tecnica, cioè nel senso che sappiamo che anche il Genoa ha un presidente abbastanza particolare, specialmente con Ballardini, che magari non lo so, a caso a gennaio il Genoa a metà classifica lo manda via così perché gli prende il matto, e quindi c'è sempre da considerare anche questa variabile, oltre all'aspetto mercato, che il Genoa spesso volentieri a gennaio è una di quelle che solitamente disfa le proprie squadre, le proprie rose, quindi il Genoa ce lo metto sempre da questo punto di vista, perché non mi sembra una squadra che possa ambire alla metà, diciamo, sinistra della classifica. Poi altre stavo pensando, cioè è chiaro, io dico sul Cagliari, ora difficile esprimere un giudizio, secondo me la rosa, nonostante da un certo punto di vista ci si possa essere anche indeboliti, però è una rosa da Serie A, nel senso nel complesso, considerando tutte le altre, quindi mi auguro. Poi abbiamo, ripeto, un Mazzarri che secondo me, se c'è una qualità di questo allenatore, è che solitamente lui fa rendere le proprie squadre al 120%, cioè ha reso forti giocatori che non lo sono, cioè se penso ad Aronica, faccio un esempio, Aronica sicuramente non era un fenomeno, eppure in quel Napoli
insomma non sfigurava neanche quando faceva la Champions, per dirti, no? Quindi secondo me Mazzarri può essere veramente il valore aggiunto di questo Cagliari se saprà creare un bel gruppo affiatato ed entrare proprio nella testa dei giocatori. Stavo pensando a quali potevano essere. Ecco, il Verona che hai citato, effettivamente anch'io lo prendo in considerazione perché la partita di domenica, sai, è legata anche un po' al cambio allenatore e tante dinamiche. Anche lì la Roma comunque secondo me si è suicidata, ha avuto un calo di tensione, di concentrazione particolare, oltre al fatto che poi ha subito, per dire, l'Eurogol anche di Faraoni, insomma, quindi ci sono tante componenti, quindi anche secondo me il Verona è da mettere nel novero delle squadre che lotterà e soffrirà, insomma. Altre onestamente in questo momento non le andrei a considerare, quindi direi queste. Sulla sorpresa positiva mi accodo a Leo. La Fiorentina sicuramente in questo inizio di campionato ha dimostrato di aver preso un allenatore che probabilmente forse è più adatto rispetto a quello che aveva scelto, nel senso che io sono un estimatore di Gattuso a livello umano, come persona e tutto, però secondo me alla Fiorentina serviva un allenatore come Italiano. Ora è normale, è facile dirlo adesso dopo l'inizio di campionato, però nel momento in cui c'è stato questo avvicendamento e la Fiorentina si è subito fiondata su Italiano, avendo visto cosa ha fatto Italiano l'anno scorso con lo Spezia. Ecco, lo Spezia, giusto, ecco, una squadra che non ho citato prima, anche lo Spezia, volevo dirlo, anche secondo me lo Spezia lotterà per non retrocedere, anche perché Thiago Motta non lo vedo come allenatore adatto da questo punto di vista. Gran bel giocatore quando giocava a pallone, ma come allenatore non mi sembra adatto. Quindi niente, dicevo, Italiano secondo me ha fatto bene la Fiorentina a sceglierlo come elemento. Altre sorprese onestamente non le vedo, perché comunque ok, sì, il Bologna va bene, ma non penso che abbiano rosa che possa ambire a chissà quale piazzamento da parte di una salvezza tranquilla, sì, se parlo di sorpresa vuol dire che è una squadra che fa qualcosa in più rispetto all'anno scorso, quindi il Bologna è una squadra che tipo, sì, come il Verona che si è salvato bene negli ultimi anni, quel senso lì. Sì, però Leo, cioè, se io vado a prendere la stagione dell'anno scorso, per me la sorpresa è quella squadra che se è arrivata decima mi arriva settima, ottava, cioè, capito? Quello è il ragionamento che faccio. Se mantiene sostanzialmente gli standard dell'anno scorso, tipo un Bologna che si è salvato bene con tranquillità, il Bologna secondo me è una squadra che può tranquillamente mantenere la categoria con tranquillità, perché ha una buona rosa, ha un allenatore che comunque insomma è sempre sul pezzo e quindi ci sta, insomma. Quindi ti dico, secondo me la vera sorpresa può essere realmente la Fiorentina, perché la Fiorentina negli ultimi 3-4 anni, ora non vorrei dire una cappellata, ma ha sempre bene o male sofferto e lottato per non retrocedere, stranamente. Quest'anno secondo me la Fiore effettivamente può fare un campionato di primissimo livello. Poi centrare la qualificazione europea non lo so, ma sicuramente la parte sinistra della classifica la può tranquillamente centrare, perché mi sembra che abbia un bel allenatore e un bel collettivo, perché insomma aver mantenuto Vlahovic, ha preso questo Nico Gonzalez che mi sembra molto buono, ha preso Torreira lì in mezzo al campo che è un giocatore che se recuperato può dare geometria e tutto, insomma, quindi è una squadra secondo me completa. Sottil che anche oggi ha segnato all'Inter. Sottil, esatto, anche Sottil che se riesce anche l'italiano a fare un bel lavoro, perché sul talento nessuno lo mette in discussione, però insomma deve essere un talento finalizzato all'aiuto della squadra, perché se c'era una cosa che criticavamo spesso l'anno scorso quando Sottil era in prestito al Cagliari, è che pensava un po' ai cazzi suoi sostanzialmente, quindi lì dovrà essere bravo anche italiano, e mi sembra che in questo inizio di stagione l'abbia già messo in riga, al di là del gol segnato oggi, insomma, ma proprio lo vedo con un atteggiamento diverso. Comunque credo che se una sorpresa andrà in Europa, c'è un'altra squadra delle 7 big, diciamo, che floppa quest'anno. Chi potrebbe essere? Delle 7 big perché sennò i posti sono quelli, capito? I posti sono 7. Sì, no, ora io ho detto sulla Fiorentina, non ho detto che lo centra. Chi potrebbe prendere posto alla Fiorentina? Chi potrebbe prendere? Allora, diciamo che la Lazio può essere un'incognita, nel senso che comunque Sarri, cioè allora, se sento i tifosi della Lazio, alcuni che ho ascoltato, mi dicono che probabilmente il mercato non è stato fatto esattamente seguendo le indicazioni di Sarri, che vuole determinati giocatori per il suo credo calcistico. Quindi la Lazio la potrei mettere tra quelle che potrebbero floppare per questa ragione, perché comunque Sarri è uno che
giocatori giusti, se i giocatori lo seguono e tutto, allora ti rifà rendere veramente al massimo. Se non ci sono tutte queste componenti, magari potrebbe essere un mezzo flop, ecco. Quindi la Lazio ce la potrei mettere. Sulla Roma anche lì dipende, perché Mourinho è da capire, insomma, al di là delle prime 3 vittorie, insomma, in campionato, è da capire un po' il suo status, cioè nel senso Mourinho non si discute come comunicatore, come tutto, viene da delle esperienze negative a livello comunque di panchina, perché insomma le ultime non si sono concluse bene, quindi anche lì, e poi Roma è un ambiente particolare, certo. Mourinho probabilmente è il personaggio perfetto per poter tenere a bada una piazza come Roma, perché Roma insomma generalmente è molto molto calda, insomma, però anche lì è da vedere. Io vedo bene il Napoli, perché secondo me Spalletti, parlando di piazzamento Champions, è uno di quelli, cioè una delle poche certezze nella vita, cioè che Spalletti, la squadra che prende, la porta almeno al 4º posto, cioè è una delle poche certezze, quindi il Napoli non lo vedo effettivamente attrezzato in questo momento alla vittoria dello scudetto, però è una squadra che i primi 4 posti li centra sicuramente, ecco, questo mi sento di dirlo. L'Inter secondo me è la squadra comunque da battere, perché ha sopperito bene alle cessioni di Hakimi e Lukaku e ha una rosa ben distribuita anche con diverse soluzioni tattiche che non aveva l'anno scorso, e Inzaghi secondo me è un signore allenatore adatto proprio per sostituire Antonio Conte. Il Milan lo vedo bene come collettivo, insomma mi ha impressionato positivamente in questo inizio di campionato, quindi anche il Milan lo vedo lì, e la Juve secondo me rientrerà in corsa, insomma assolutamente. La rosa, al di là del centrocampo, che probabilmente è, tra le big è quello più spazio, secondo me il centrocampo, però per il resto tra difesa e attacco è una squadra che non può stare sotto le prime 4 posizioni, quindi io ci metto la Lazio, ecco, come possibile flop, e l'incognita Roma, quindi le romane che come sempre c'è da capire, sai, sono piazze un po' schizofreniche quelle di Roma da una parte e dall'altra, specie quella della Roma proprio, quindi ci metto loro. Sono d'accordo, più o meno penso anch'io. Io avrei detto anche l'Atalanta, però si sta riprendendo, vediamo, dai. L'Atalanta tutti gli anni si pensa che possa essere l'anno in cui scende e poi tutti gli anni ci sorprende. Ormai l'Atalanta, magari quest'anno che non lo diciamo, è l'anno che scende, nel senso rispetto alle prime posizioni, però nel senso questa continuità nella guida tecnica, anche lì Gasperini è uno che non mi sta molto simpatico, tanto per parlare di allenatori poco simpatici, però indubbiamente ha trovato in Bergamo la sua realtà, la società lo segue, insomma i giocatori che ha preso anche in questa sessione di mercato mi sembrano adatti al suo stile di gioco, quindi è un'incognita come sempre, ma l'Atalanta ormai non può non essere considerata tra le grandi di questo campionato, quindi io ce la metto, insomma sicuramente le prime 6-7 posizioni le centra secondo me l'Atalanta, a meno che non ci sia un tracollo clamoroso, ecco. Io ho visto anche una bella Sampdoria domenica, ora non so perché siamo stati poco noi, però con quell'attacco può fare molto bene la Samp. L'attacco Caputo Quagliarella con Candreva, insomma, che mi sembra esatto, Candreva mi sembra con una seconda giovinezza, effettivamente sì, è da tenere d'occhio, sono d'accordo. Da tenere d'occhio, sì. Io l'avrei scelta come mia sorpresa la Samp, perché secondo me D'Aversa ha trovato un buon collettivo, può fare bene la Samp. È una squadra messa bene in campo, io l'ho vista, sono andato allo stadio, dalla difesa in poi messa bene, non c'è una sbavatura, e poi vabbè danno le palle c'hanno 2 punti di riferimento davanti, cosa che adesso noi non ci abbiamo, capito? Parlo per noi, sì. Quindi può essere una squadra importante, sì. Ora non so per i primi 10 posti di sbilancio così, certo, però non mi ricordo l'anno scorso come è arrivata, sarà arrivata 12ª, non mi ricordo. Metà classifica. Esatto, sempre metà classifica. Con Ranieri, insomma, mi sembra. Sì, comunque, cioè, la cosa che va detta, probabilmente, vabbè, forse si dice sempre, ma secondo me mai come quest'anno c'è molto equilibrio, quindi è molto difficile, ecco, dare una previsione su quelle che potrebbero essere le posizioni alla fine del campionato. Sì, ma infatti è il motivo per cui tante volte, allora, so che si usa fare, anch'io l'ho fatto in passato su YouTube, perché insomma c'era questa moda di fare le previsioni all'inizio dell'anno,
ma Sì, prevedere una classifica dalla prima alla 20ª posizione, al di là che sia impossibile, ma è proprio impossibile secondo un concetto che, ok, cioè nel senso te prendi la rosa, prendi quello che è stato fatto l'anno prima, ma poi ci sono troppe variabili che influiscono, cioè devi considerare appunto gli infortuni, devi considerare i singoli episodi di una singola partita che cambiano inevitabilmente le sorti della stagione, perché un risultato positivo o negativo ti può cambiare l'umore di tutta la squadra. Insomma, l'abbiamo visto l'anno scorso col Cagliari, che a un certo punto sembravamo spacciati, e poi quella partita contro il Parma, da 3-2 per il Parma all'89esimo 4-3, è stata chiaramente la chiave di volta che ci ha permesso di salvarci proprio a livello mentale. Con la Roma sì, anche, sì, se non sbaglio. sì, però quella partita è stata oggettivamente la partita che era la svolta, perché insomma perdere quella partita contro il Parma, che tra l'altro in quel momento era sotto di noi prima della partita, insomma significava Serie B, quindi ci sono troppi fattori. Credo comunque che sia un bel campionato, quindi ci sarà da divertirsi, ecco. Almeno queste prime 4 giornate, ora anche questa quinta è iniziata bene, mi sembra che si vedano delle squadre che propongono calcio. Ci sono stati tantissimi bei gol nell'ultima giornata. Oggi ho visto un post effettivamente della Serie A su Instagram dove ha messo 10 gol realizzati dalle varie squadre. Cavolo, effettivamente tanti bei gol. Ci metto appunto anche quello del Cagliari di João Pedro sull'assist di Marin, perché comunque oggettivamente se ne sono visti diversi dei bei gol, quindi vuol dire che comunque magari non sarà il campionato qualitativamente migliore del mondo, però mi sembra che ci siano tutti gli ingredienti per potersi divertire, ecco, proprio per uno spettatore. Come ho detto Miro prima, magari ti metto un po' più di ottimismo. Quando Keita ha giocato contro di noi ci ha sempre fatto il gol. Vabbè, speriamo che questa cosa si avveri anche domani. In ogni caso, penso Miro concorderà, a prescindere di chi segna, per me possiamo vincere anche di autogol, cioè nel senso... Sì. Può segnare anche Nico Giannis, il tuo amico Nico Giannis. Sì. Ma anzi, ben venga. Gioca ancora Nico Giannis. Sì, gioca ancora. Anzi, a proposito di Nico Giannis, ecco, tra i meriti di Mazzarri volevo dire una cosa che prima mi sono dimenticato. La cosa che secondo me l'intelligenza che ha avuto Mazzarri, che ricordiamolo, insomma, è un 3-5-2 o un 3-4-1-2 a livello di credo tattico, è il fatto di essere arrivato e aver detto ok, intanto mettiamo ognuno al proprio posto, esatto, e poi iniziamo il resto. E sulla catena di sinistra l'intuizione più importante secondo me è stata quella, perché mi associo a quello che ha detto Miro in un suo video, mi sembra proprio dopo la sconfitta contro il Genoa, che Dalbert gli è piaciuto, anche a me non è dispiaciuto Dalbert, però oggettivamente è carente difensivamente, sì. E la mossa secondo me importante che ha avuto Mazzarri è stata quella di fare il 4-4-2 con Dalbert esterno tra virgolette alto, diciamo, della catena di centrocampo, e Lico Giannis dietro. Della serie Lico Giannis gli si può dire tutto, ma difensivamente è migliorato tanto, va riconosciuto questo. Dalbert può darti delle soluzioni offensive comunque di un certo rilievo, quindi quello per me vuol dire essere intelligenti, cioè nel senso a livello proprio di allenatore intendo, non essere limitato ai propri dogmi, ok? Mi viene in mente chiaramente Di Francesco, che può essere, diciamo, quello che secondo me si è troppo sedimentato, ecco, sulle sue convinzioni, e purtroppo infatti la sua carriera è in declino, perché insomma lo dicono le esperienze di Samp, Cagliari e Verona, appunto, che è in declino. Mazzarri da questo punto di vista ha mostrato una grande apertura mentale, cosa che non mi sarei mai aspettato, dico la verità, perché pronti via pensavo che avrebbe schierato il 3-5-2, perché avevamo giocato fino alla settimana prima in quel modo, quindi ci poteva stare benissimo, cioè avrebbe avuto anche ragione di farlo. E invece quando ho visto il 4-4-2, ma soprattutto quando ho visto la prestazione, ho detto ecco, vedi, questo è un allenatore che sfrutta sostanzialmente bene il materiale umano che ha a disposizione e mette ognuno al proprio posto, cioè fate le cose che sapete fare, che sostanzialmente è la cosa migliore che si possa fare quando si entra in corsa e hai 3 giorni di tempo per preparare una partita. Come ha detto giustamente lui in conferenza stampa, quando ci sarà la prossima fase delle nazionali, allora lì sarà il momento in cui magari potrà iniziare a fare un lavoro di un altro tipo. Questo secondo me significa essere aperti mentalmente. Mazzarri, con mia grande sorpresa, lo ha dimostrato, almeno diciamo in questi primissimi giorni di esperienza come allenatore del Cagliari.
Io comunque devo dire che ho ancora 10 minuti, un quarto d'ora, quindi Sì, tanto avevo in mente proprio l'ultima domanda da farvi per congedarvi e chiedo ad Andrea qual è e questa cosa poi la risponderà anche Leonardo. Certo. Andre, qual è un giocatore che tu dall'Empoli porteresti al Cagliari e Leo qual è un giocatore che dal Cagliari porteresti all'Empoli? Allora, per quanto mi riguarda dell'Empoli, Vicario. no, vabbè, Vicario sarebbe nostro tecnicamente. No, allora ti dico la verità, vabbè, Vicario poi lì è un argomento a parte che meriterebbe un discorso più approfondito. No, ti dico, io ho sempre avuto un debole, lo lascio stare l'aspetto tecnico, per Cutrone. A me Cutrone è un giocatore che mi ha fomentato sempre tantissimo per la foga agonistica che ci mette, per l'impegno. È uno che generalmente non molla mai, poi magari può sbagliare, tecnicamente non è il più forte del mondo e tutto, però Cutrone è uno di quei giocatori che mi dicessero viene al Cagliari sarei contentissimo, perché almeno, visto che sostanzialmente cos'è che il tifoso del Cagliari vuole vedere nei propri giocatori, questo credo sia per tutte le squadre, ma per il tifoso del Cagliari ancora di più, è proprio vedere sudata la maglia, cioè nel senso arrivare al 95esimo che non c'hai più fiato, che c'hai la maglia mezza, puoi aver vinto, perso, però vuoi avere la consapevolezza da tifoso che i giocatori o che il giocatore in questione abbia dato tutto quello che aveva. E Cutrone secondo me è uno di quelli che sposa appieno quel concetto, cioè nel senso che a prescindere dalla squadra per cui gioca è uno che dà l'anima. Ora ti ho detto, non ho visto le partite dell'Empoli, magari Leo mi dirà no, in queste 3 partite non si è impegnato, non ha sudato la maglia, però insomma diciamo che per quello che ho visto io in passato, nelle sue esperienze, è uno che mi ha sempre focato tantissimo. Ti dico Cutrone semplicemente perché ecco, non conosco così bene il collettivo dell'Empoli. C'è forse, non vorrei dire una cappellata, il numero 10 che è, come si chiama il numero 10? Bairami. Lui, ecco, per dire, lui è uno di quelli che mi è sembrato effettivamente avere qualche colpo interessante, però non conoscendolo così bene, perché l'anno scorso non ho seguito la Serie B e in queste primissime partite l'Empoli non l'ho seguito tanto, però lui in quelle poche spezzoni mi sembra un giocatore molto interessante. Ti rifaremo la domanda domani, vai, dopo la partita. Certo, dopo che l'ho visto magari mi posso esprimere meglio, effettivamente. Che ti volevo dire? La stessa domanda io? Certo. Tutto dico che Cutrone si è impegnato in tutte e 4 le partite, cioè nel senso di impegno non manca, anzi è uno che corre tanto, però deve far gol. Non certo, a far assolutamente, sono d'accordo. No, per ora non riesce a sbloccarsi come tutto l'attacco, perché gol l'ha fatto soltanto Mancuso l'attacco, quello a Torino. Quindi io da Cagliari, vabbè, se avessi uno come Joao Pedro dormirei sonni tranquilli tutti gli anni, perché non dico che è come Caputo, però è un punto di riferimento, dai. Un buon cavolo. E poi vabbè, anche un portiere come Cragno dormirei sonni tranquilli, quindi io ruberei questi 2 giocatori a Cagliari. Poi mi garba anche Veiola, quel giocatore. Te lo regalo subito, te lo porto a Empoli io. Non mi dispiace sinceramente, poi ce l'ho anche a Fantacalcio, quindi e poi detto che sta giochicchiando ora a Cagliari perché manca Strootman. Esatto. Sì. Diciamo che ora perché manca Strootman, credo che quando rientrerà penso si accomoderà un po'. Non ce ne vuole Veiola, insomma. Non mi dispiace. Poi chiaro, Miro sicuramente mi dirà Parisi. Ti avrei detto Parisi, però te ne dico un altro che seguo, se non mi sbaglio, prima stava al Cittadella. Oddio. Credo, prima... Comunque stava in Serie B. Bandinelli. No, stava a Benevento in Serie B. Benevento? Ah, ok, Benevento. Non so perché me lo ricordavo al Cittadella. Bandinelli io me lo prenderei a mani bassissime. È bravo, sì. Poi lui viene da un infortunio pesante l'anno scorso, è stato fermo 7 mesi sul ginocchio, quindi diciamo che
è tornato abbastanza bene, poi ha fatto due grandi partite e poi con Venezia e Sampdoria come tutta la squadra è un po' calato. Domani non ci sarà Bandinelli perché ha avuto problemi personali, non so se sono in lutto o qualcosa, ma domani non c'è. E quindi buon per voi, che vi devo dire. Speriamo bene. No, a parte gli scherzi, il Cagliari come squadra è sempre stata, ma voglio dire questo discorso, poi chiudo. Squadre come Cagliari, Udinese, Genoa ormai campano di rendita in Serie A, cioè nel senso, se mi spiego meglio, hanno quella base che nelle promosse non possono mai avere, perché se retrocedono stanno un anno, stanno 2 anni e poi vanno giù. Invece voi squadre che vi salvate ogni anno, cioè avete quella base che per l'esperienza in tutti i ruoli, ditemi se sbaglio, che vi permette di salvarvi, anche se Cagliari ultimamente rischia un pochino negli ultimi anni, ma tipo Sampdoria, Udinese, sono squadre che non rischiano mai. E io dico, come mai? Perché hanno la base di giocatori, come che una volta si salvava con gli stessi giocatori vecchi in difesa, cioè con gli stessi giocatori. Invece noi promosse difficilmente ci salviamo perché non abbiamo una base in Serie A, e quindi fateci caso, ogni anno almeno 2 promosse procedono e c'è una sorpresa. E la sorpresa qual è? Una squadra che sta da 3 anni come il Parma, potrebbe essere Verona, ma mai Udinese, Genoa, Bologna anche, cioè come mai? È per la base, secondo me. Concettualmente ci sta. Non mi trova molto d'accordo sulla pratica, perché molte volte è successo l'opposto. Però concettualmente ci sta. No, anche perché, scusami, Milo, cioè, nel senso, ora, al di là di tutto, ma noi negli ultimi anni abbiamo appunto, stavamo prima ragionando dello scorso anno, insomma, abbiamo rischiato seriamente di retrocedere, insomma, cioè nel senso, ora, al di là del fatto che fortunatamente non sia successo, questo ok, però cioè, potrei fare lo stesso ragionamento del Genoa, cioè il Genoa negli ultimi anni si è salvato anche per dei clamorosi biscotti, insomma, fatti l'ultima giornata. Mi ricordo appunto uno, purtroppo ci siete stati di mezzo voi, infatti me lo ricordo benissimo, l'Empoli che certo, Fiorentina a Genoa e voi giocavate a Milano con l'Inter che doveva andare in Champions, insomma, quindi oggettivamente bisogna di riconoscere che il Cagliari, sì, ok, come dici te, ha una base e tutto, però negli ultimi anni ci siamo messi di impegno per creare presupposti per andare in Serie B, nonostante le rose, bene o male, fossero sempre diciamo da Serie A, anche se poi avevano delle lacune particolari che non venivano mai risolte negli anni, venivano sempre menzionate da me nei video, da parte anche di Miro e quant'altro, insomma. Però ecco, sì, dici bene, il discorso della base è importante, però ecco, da parte nostra abbiamo un presidente che da quando è arrivato si è riempito, come dire, tante volte la bocca di tante belle parole, ma poi nei fatti ha rischiato seriamente di fare soltanto danni, cioè nel senso probabilmente lui l'unico anno in cui ha fatto bene è stato quando siamo andati in Serie B, che siamo rientrati subito in Serie A nonostante la parte finale, insomma, ci siamo quasi suicidati dopo aver dominato quel campionato, insomma, giusto per essere coerenti, appunto. Però ecco, bisogna riconoscere questo. È chiaro, come dici te, che è una squadra che comunque è già in Serie A da diversi anni, ha uno zoccolo duro a livello anche di giocatori che nel tempo vengono comunque mantenuti, che ovviamente significano tanto, è un vantaggio che ovviamente abbiamo, però poi ci sono anche le sorprese negative, la storia è piena, insomma, di esempi. Quindi bisogna sempre stare attenti e non giocare col fuoco, ecco, perché poi se si gioca col fuoco poi si rischia di bruciarsi e dopo è tardi, insomma. Comunque io mi riferivo sì anche a voi, però di più a squadre come Udinese, Sampdoria, Genoa, che non cioè è difficile, a parte il Genoa sì, si rischia, però il Genoa, ti ho detto, ti ho fatto l'esempio prima del Genoa, cioè nel senso, il Genoa è una di quelle squadre che mi è andato via, non si trova... seguito. Mi è andato via a segnare, non ti ho seguito tutto. Ah, ok, scusa, no, vabbè, comunque l'ho detto, cioè il Genoa è una di quelle squadre lì che appunto di Raffa poi si ritrova sempre nelle ultime giornate a doversi salvare. Comunque sì, più o meno siamo d'accordo sul discorso delle basi.
Perfetto. Allora, dopo questa praticamente quasi ora di chiacchierata, io mi congederei augurandoci che domani vedremo una partita bella, combattuta, perché a prescindere dal risultato, le partite sono belle quando si soffre fino all'ultimo secondo nel bene o nel male. Certo, Sì, gioire vabbè, è più bello, non esageriamo, non esageriamo, che io in generale non parlo di domani, perché poi domani vedremo, ma in generale io godermi una partita tranquilla 2-3-0 e arrivare al 90esimo non mi farebbe schifo, eh. Cioè io di patire fino all'ultimo secondo, onestamente ne farei volentieri a meno. È il nostro destino, tanto quello, Lo so, Andre. hai ragione, ci mancherebbe, è A vero. domani te la vedi tutta domani? Domani sì, domani fortunatamente si gioca di sera, quindi la sera per ora non lavoro, insomma, no, a parte le battute, no, nel senso, no, io ho problemi più che altro nei fine settimana, insomma, nelle partite delle 18 o delle 15, esatto, nei weekend, partite delle 15 e 18 difficilmente me le vedo, a meno che appunto non sia di festa, o se si gioca come per esempio Napoli-Cagliari, mi pare che si giochi alle 20:45, allora me la vedo perché insomma alle 20:45 fortunatamente non sono a lavoro, però negli altri casi è un po' più complicato, è un po' il motivo per cui ho smesso di fare video su YouTube, perché insomma seguendolo e non seguendolo, più che altro non vedendo le partite, perché poi il Cagliari lo tengo sempre sotto controllo con lo smartphone per vedere cosa fa, quello il tifoso lo fa sempre, però insomma commentare i video su YouTube ho sempre pensato che lo si possa fare vedendo la partita, cioè se Certo. ti affidi alle lights è difficile dare una propria opinione, ecco, questa così, in conclusione. Per chi mi chiede tutte le volte quando torni su YouTube, cioè, a me piacerebbe tantissimo, però appunto c'è una problematica logistica che mi impedisce di seguire il Cagliari come vorrei e di conseguenza non me la sento, insomma, di fare un video sì e tre no. Tutto lì. Beh, è Quindi così anche giusto. visto che ci sono, rinnovo le mie motivazioni, ecco. Poi hai visto, per una chiacchierata del genere, così alle 9:30 di sera, si trova assolutamente il tempo di farla, anzi, ringrazio sempre Miro che tutte le volte mi invita, mi fa tornare no, ai vecchi fasti, diciamo, di un tempo, quando facevamo le live anche con Vittorio Sanna, tanto per citarne una, insomma, che anche quello è un bel risultato, che insomma abbiamo conseguito tutti insieme con la Castellus Crew ai tempi, quindi è bello ricordarlo. Questa live rimane su YouTube, Miro? Assolutamente. Okay. Va bene, allora è stato un piacere, vi ringrazio per l'ospitata, anche io. Ma ci manca, grazie a te Leonardo per esserti Grazie, Leo. prestato, grazie Andre per Grazie. per essere uscito dal sarcofago ed essere tornato qui soltanto per noi. Ogni E, tanto. e ragazzi, tanto probabilmente ci sentiremo domani per vedere poi come è andata a finire la partita. Io un messaggino ve lo mando, comunque vale. Beh, ci sta. Detto questo, buonanotte ragazzi, a domani. Buonanotte a tutti, ciao ragazzi.